Allora, Daniele Martini, il portiere dell'Atletico Pressana, una vecchia conoscenza qui a Lunigo. Sì. Una sconfitta, però è iniziato comunque bene per questo Pressana l'anno perché si vede la mano dell'allenatore, no? Sì, quello sì, ha lavorato molto negli allenamenti, ha lavorato molto anche con i giocatori, ha preso su una squadra di giovani perché facevamo parte di molti della Juniores e prendersi in mano una squadra così giovane e portarla in Serie D è una bella sfida. Sta riuscendo con calma a portarci su e farci crescere di esperienza. Qual è la cosa più bella del far parte di una squadra giovane che si affaccia a un campionato di grandi? Che dopo molte sconfitte vedi chi è veramente serio, anche tra i giovani, la forza che c'è tra noi si vede subito tra i giovani che la voglia di vincere, la voglia di provare almeno a vincere, nonostante abbiamo perso quasi tutte le partite, ma abbiamo cercato sempre di dare il massimo. Allora, mister Tragnago, eccoci. L'anno inizia con una vittoria roboante con l'Atletico Pressana. Cosa ne pensi di questa vittoria? Beh, è un risultato tondo, frutto soprattutto di un primo tempo giocato bene, nel secondo tempo un po' meno, però siamo riusciti a dilagare lo stesso, il risultato dice uno non fa una piega. Prestazione buona di fronte a una squadra giovane, inesperta, con dei buoni elementi e che sicuramente potrà solo migliorare. Faccio i complimenti alla società Bressana perché puntare tutto sui giovani vuol dire futuro. Hanno dei ragazzi sicuramente di valore, però ovviamente quando si è tanto giovani si commettono ingenuità, ci si butta giù il morale, però se continueranno con la passione e la voglia sicuramente diranno la loro nel futuro.